lo vedete, padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica di Sant'Antonio, che ha con sé la reliquia, che mostra alla città, mostra a tanti fedeli presenti qui sul sagrato al termine della messa delle 11. Svanero, e intanto sentite. Esce dal santo per imbarcarsi al portello, salutato dall'alzata di remi delle imbarcazioni storiche venete. Carissimi, all'inizio del nostro pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo maturato questo proposito. La Basilica di Sant'Antonio e la Basilica della Madonna della Salute attestano la devozione del popolo di Dio e dei fedeli che vi accorrono da ogni parte per incontrare il Santo e Maria Santissima. È iniziato così, con una benedizione dalle acque, il viaggio di ritorno a Venezia della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio, che dopo una settimana di ostensione ha lasciato la Basilica del Santo a Padova. La reliquia a bordo di un'imbarcazione dei carabinieri ha ripercorso l'antico tragitto, lo stesso fatto nel 1652 quando venne donata dai frati del Santo alla Serenissima. Un viaggio suggestivo lungo la riviera del Brenta che Rete Veneta, canale del nostro network Media Nord-Est, ha seguito passo passo in diretta per portare nelle vostre case l'emozione del pellegrinaggio della reliquia. E ora insieme diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. A Noventa Padovana, Stra, Dolo, Mire e Oriago le soste per una preghiera e una benedizione. Lungo il tragitto, affacciati dalle case o in trepidante attesa sugli argini, migliaia e migliaia di fedeli hanno salutato il passaggio della barca. Meraviglioso, meraviglioso, una storia che tutto il mondo può guardare anche in questo momento attraverso i nostri canali e i siti internet. Sant'Antonio è sempre a fianco, è sempre vicino quando ci sono sofferenze, quando il popolo è nel bisogno. L'arrivo in laguna e l'ingresso in Canal Grande, dove in campo San Samuele ad attenderla c'era il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Ed ecco il momento. Il bacio alla reliquia di Monsignor Moraglia. Sale a bordo della Dogaressa il patriarca di Venezia Francesco Moraglia. È un momento storico. È un momento straordinario. Questa è una gondola sostanzialmente, solo che ha un parecchio, come si dice, da parata, e quindi ha un grandissimo lavoro di intagliatori, di tessitori. Da qui il trasbordo sulla Dogaressa, la storica barca che accompagna i papi in visita in laguna. Immagini uniche per questo storico momento che ha segnato le celebrazioni del Giugno Antoniano, che ha unito quest'anno, nel segno del Santo, Padova e Venezia.